Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. Vi proponiamo in apertura di questa puntata un ritratto di un membro della famiglia di Augusto in marmo bianco, conservato nel Museo di Santa Giulia. Recuperato nel 1883 in Duomo Vecchio, il ritratto doveva essere esposto originariamente in un edificio pubblico della Brixia romana. I tratti fisionomici hanno permesso una probabile identificazione con Druso Maggiore, figlio di Tiberio Nerone, e Livia Drusilla, seconda moglie di Ottaviano. L'acconciatura, caratterizzata dall'alternanza di ciocche a coda di rondine e a tenaglia, ha permesso di datare il pezzo al periodo augusteo. Ecco il proverbio di oggi: a sto mont genisi contet. Ma sarà vero? Speriamo di no. Don Massimo, lo chiedo non all'uomo ma al sacerdote. È vero o no che a sto mont genisi contet? Per certi versi sì, perché sostanzialmente noi cerchiamo sempre di più, desideriamo sempre di più, vogliamo sempre di più, ed è la natura umana che porta proprio questo desiderio di cercare sempre oltre e altro, ed è una cosa bella. C'è anche qualcuno contento che però deve fare la scena e dire no, sono mio contento. Anche questo è vero, sono tanti soddisfatti che però insomma, si atteggiano scontenti per cercare in qualche modo un consenso. Speriamo aumentino i contenti veri, che così poi contagiano con la loro gioia anche tutti gli altri. Sono d'accordissimo, perfettamente vero. Sarà, si dice che a sto mont genisi contet. È vero o no che a sto mont genisi contet? Lero. E di dove sei tu, Sara? Di Dello. Di Dello, insomma, quindi il dialetto lo conosci. Ma quelli che si dicono non contenti, secondo te non sono contenti realmente o un po' fingono? Beh, dipende. Però fingono. Tu sei una contenta? Io sì. Sara è contenta? Speriamo. Allora, possiamo dire così: a sto mont genisi contet, ma Sara l'è contenta. Per fortuna. Irene, palermitana, da quanti giorni, mesi trapiantata qui? Un anno e mezzo. Trovi bene qui a Brescia? Sì, bene. Ci fa piacere, Irene, bene, anche noi siamo contenti di averti, guarda, alle volte. A sto monte, genisi con te, certo una palermitana. Questo è facile. Sì. Tutto hai capito? Sì. In questo mondo nessuno è contento, immagino. Sì, immagini giusto, immagini proprio bene, ma è vero che a sto monte, genisi con te? No, dai, no. Tu sei contenta? Sì. A Palermo sono contenti? E a Palermo sono contenti, e certo. Saluti palermitani. Saluti palermitani con in palermitano doc? Si può fare? Ma non saprei nemmeno come. Non lo so. Cioè, saluto Palermo come può salutarla una palermitana che vive al nord e che gli manca la Sicilia. Però più di così non saprei. A sto mont genisi contenta, a questo mondo non c'è alcuna persona contenta. Boh, sarà proprio così, speriamo di no, dai, qualche persona felice e contenta l'abbiamo incontrata anche noi e speriamo che lo siate anche voi. Grazie per essere stati in nostra compagnia, parola ai nostri simpatici ragazzi, alla prossima, ciao. Ciao Michele, ti è mai capitato de sto fegà? No. Sai cosa significa sto fegà? Struzzarsi. Soffocare, impedire il respiro in gola, sto fegà. Centro anch'io.